the Invisible Man. Benvenuti amici di Scratch da questa puntata veramente dedicati alla multidisciplinarietà, non soltanto ciclocross, mountain bike, parleremo anche un po' di strada, faremo una breve critica alla Milano-Sanremo, chiaramente positiva così nessuno si innervosisce, e poi presenteremo anche alcune gare, una tra tante e tra tutte domenica prossima ci sarà il quarto memorial proprio dedicato a Riccardo Brunello in quel di Rossano Veneto, quindi categoria allievi. Bene, cara Ilenia Lazzaro, buonasera a tutti. Fategli un applauso, visto che siete tanto poderosi. Come stai? Bene, bene. Ti è piaciuta la clip della settimana scorsa? Ti ho fatto pure la musica. Sì, l'ho vista, Bella, vero? L'ho vista. Potevi farmi un complimento, che bella Nicola. Più che altro mi hai fatto anche il tifo che faceva... Sì, anche perché è acclamazione di pubblico. Sì. E notizie dal pubblico, so che tu sei Beh, sempre... la prima puntata abbiamo avuto anche dei bei riscontri su Facebook, quindi adesso speriamo di Come no, continuare. ma c'è un 400, 300 che gente che ne parla, insomma, tanto. Sì, poi abbiamo avuto anche questa clip sui campionati italiani di duathlon, tra l'altro riproporremo la settimana prossima perché purtroppo le immagini devono ancora arrivare, anche l'italiano individuale, quindi andiamo ad aprire questa finestra proprio multidisciplina sul triathlon, che è quello che volevamo fare quest'anno, perché è giusto che sia così. Che persone mi hai portato oggi? Oggi ti ho portato la Polisportiva Trivium con il suo presidente Giuseppe Rossi. Al quale fategli un applausino, ma un po', ma meno, perché non posso, sapete che non posso dire parolacce perché lei me l'ha proibito, però un po' più forte. Poi dopo questa persona qua io l'ho già visto anche. Ma anch'io, non lo so, la presenta tu. Cristian Leghisa, dai un applausone, Cristian, dai. E poi dopo un Roberto Bertolo, che io ti ricordo, Bertolo, che io ti ricordo, tu facevi una bella trasmissione anche di ciclismo. Sì, ho curato, buonasera a tutti quanti, ho curato per 4 anni una trasmissione, eravamo veramente pochi, non avevo la struttura che vi trovo qui dentro, sono molto Cioè, non dire che struttura, da 4 insomma, un piccolo, permettimi una piccola puntina di invidia, insomma. Sì, proprio, guarda, ti dico. E dei bei collaboratori, insomma, a partire Sì. da Ilenia. Cioè, sono tutti a gratis, non sta Vabbè, insomma, parleremo anche delle tue vicissitudini. So che tu poi dopo sei anche componente della commissione dei direttori di corsa, quindi Sì, intendi anche la Commissione in sicurezza. Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza è un punto, questo è il mio maggior ruolo che ho in federazione, quello che io tengo moltissimo, cioè curare la sicurezza nelle gare, Piacerebbe farti tante domande. soprattutto della strada, però da già il 4º anno che collaboro con Giuseppe Rossi per l'organizzazione della Tiliment E che ne parleremo tra pochissimo. Esatto. Io saluto anche Erika Vendrame, Erika con la C, con te affronteremo dei bei discorsi. Da quant'è che fai ciclismo? 6 mesi. 6 mesi? Sì, 6 mesi. Ma io un po' la storia la so, non la so tutta, sono più curioso di voi, però devo fargli qualche Dopo dobbiamo domanda. raccontarla. Bisogna. Poi abbiamo 3 bei ragazzi, Michele Marescutti, Stefano Coletto e Davide Nardei. Grazie per essere con noi. Allora, Ilenia. Sì. Milano-Sanremo. Allora, Esatto. io non voglio creare polemiche, sai che poi dopo già sono antipatico al mondo e non voglio più. Esatto. Io adesso voglio comprare. Poche polemiche. Sì, no, bella la Milano-Sanremo, poi dopo insomma la Riviera. La Riviera. Mi sembra tanto che Nibali ha fatto un capolavorino, insomma, se avesse fatto, non voglio dire doveva partire dopo perché poi dopo alla fine la cosa sapeva sono lui. i corridori comunque. Esatto, il tempo, maltempo ci sta anche nel ciclismo. Mi sembra tanto che ci sia un po' impoverito il campioncino italiano, cioè non abbiamo neanche più la speranza di tifare con qualcuno che, dai, il pozzato della situazione che nel 2006 ci ha fatto brillare gli occhi, oggi anche nelle previsioni siamo un po' tiepidi. Secondo me, innanzitutto, allora, 2 cose voglio dire di questa edizione della Sanremo. Prima di tutto che forse non aver fatto la Pompeiana ha portato la vera Sanremo, perché la Sanremo è la Sanremo, se comincia ad aggiungerci salite che non c'entrano niente, è come se tu fai la Parigi-Roubaix e gli togli il pavé e inizi a mettergli le salite. Quindi la Sanremo, per favore, lasciatela com'è perché è bella così. È come il festival, è una tradizione. Ma più che altro, oltre a essere un percorso che negli anni è stato quasi sempre lo stesso, è una gara che può veramente essere aperta a tutti.
e il fatto insomma che abbia vinto un nome che forse non era tra i più quotati, però ricordiamocelo, ha fatto quarto al Giro delle Fiandre lo scorso anno, quindi ho letto di tutto, pare che fosse il primo sconosciuto che correva in bicicletta, ha fatto quarto al Fiandre, quindi non è l'ultimo arrivato, pilotato da un grande Paolini, quindi gli italiani ci sono, però secondo me in questo momento hanno dei ruoli diversi. Un Paolini che ha fatto un ottimo lavoro di gregario, perché secondo me senza Paolini insomma, il risultato di squadra non arrivava, e io sono fiduciosa sui giovani, perché tu dici è vero, forse non abbiamo una persona che in questo momento può fare la grande differenza, no? Però abbiamo un Colbrelli che è giovane e ha fatto insomma, un sesto posto, abbiamo un Modulo che ha fatto comunque anche lui top 10. Secondo me diciamo che i giovani ci Enrico sono. Battaglini. Battaglini ha fatto un'ottima azione e lasciami anche due parole per Finetto, perché Finetto ai 400 metri era lì e se non cadeva, perché è stato uno di quelli che sono stati coinvolti in quella scivolone proprio in curva, secondo me anche Finetto poteva fare una bella volata. Tutta gente mi ricorda un po' il Gran Premio Comunità Montana del Brenta quando si organizzava fino allo scorso anno, anche la Bassano Vaillant con Finetto, ma non soltanto, mi pare anche Malori, insomma tanti hanno partecipato in quelle belle organizzazioni dove veramente abbiamo vissuto e abbiamo potuto constatare con mano che c'è una grande possibilità in Italia per questi corridori. Cerchiamo forse di conservarceli un po' meglio e chissà. Poi una cosa bella della Sanremo che non è proprio come le altre gare, là ogni volta vince uno diverso. Tu hai detto prima cosa interessante, non è mai detto che debba per forza vincere sempre Esatto. il fenomeno. Sarebbe anche perché diciamo che magari le classiche del nord, come può essere la Roubaix, il Fiandre, l'anno scorso appunto ero stata al Fiandre, hanno una tipologia di corridori, perché per la Roubaix vanno bene i Passistoni alla Stibar, alla Matteo Trentin, se vogliamo tirare fuori un italiano, ok? Il Fiandre sono salite molto corte, quindi c'è una tipologia di corridori. La Sanremo, fatta così, cambia in base alla tipologia del tempo, perché se era asciutto veniva una gara completamente diversa. Anche nelle cronache Stibar comincia ad avere la sua notorietà. E lasciami questa mia piccola soddisfazione. Stibar, esatto, questa mia piccola soddisfazione. Nessuno aveva fatto il nome di Stibar. Sì. Io l'avevo messo tra gli outsider, perché sicuramente in Omega c'era Cavendish come uomo di punta, però secondo me, e ho detto Stibar con quelle tipologie di tempo, con quel freddo, con quella pioggia arriva nei primi 10, ha fatto subito dopo Colbrelli, quindi insomma ho indovinato, ne ho Un azzeccato. Petacchi arrugginito, però Anche lui, 40 insomma, anni. bisogna anche dargli atto che aveva fatto già bene alla Tirreno, insomma non si può pretendere sempre, sono corridori che ormai dopo quando vanno avanti con l'età fanno quello che Potrebbero possono. andare via e lasciare il posto ai giovani. Però se questo non si offendono, se l'hanno ancora lì, i giovani ci sono, perché ripeto, ho visto una gran bella Bardiani, comunque anche Finetto, la squadra di Scinto ha dei bei giovani e speriamo insomma che ci siano e ben vengano questi giovani, perché veramente sono stata molto contenta di vedere un Battaglini già così attivo. Anche Boe mi pare che sia un altro Sì, di è quelli. stato in fuga anche lui, ma comunque uno come Battaglini che è già in forma adesso, se contiamo che l'anno scorso comunque ha vinto al Giro d'Italia, quindi insomma secondo me i giovani ci faranno vedere delle belle cose quest'anno. Abbiamo parlato di Stibar ed entriamo nella multidisciplinarietà. Qua adesso mi presenterai, avremo delle clip, una su tutte, il trofeo Storia. Esatto, beh la lanciamo già adesso, Certo, no, Nicola? se vuoi. Diamo questo appuntamento per domenica, sarò lì io con Alessandro Bigliani e Fiorito, insomma lo staff, quello del Trofeo Triveneto, che si ritrova appunto al Trofeo Storia a Vidora, seconda prova della Veneto Cup. Abbiamo una clip di presentazione del percorso, visto che sarà anche una gara bella combattuta anche quella. Via alla clip. È una clip rock? È una clip simpatica, guardiamola.
tira sugli morali. Giuseppe Rossi, allora lei è presidente della Trivium Lee Coogan. Ho detto bene? Sì. Sono bravo, di la verità. Ci manca solo la polisportiva davanti, così ci abbiamo messo proprio tutto, multidisciplinarità, perciò abbiamo il triathlon, visto che parliamo anche di triathlon nella trasmissione, c'è l'atletica, l'ultima nata proprio è la mountain bike, che però negli ultimi 6 anni con l'inizio da un settore giovanile con una scuola di mountain bike siamo partiti e stiamo raccogliendo i primi frutti, quest'anno con un ulteriore, chiamiamola un matrimonio fra 2 squadre, una squadra di un settore giovanile e una squadra invece di un settore un po' più agonistico di agonisti, con gli juniores, con Cristian Leghissa ci siamo incontrati più volte e quest'anno abbiamo deciso di unire le forze, recuperare il nostro settore giovanile, fare un inserimento graduale dei nostri ragazzi in una squadra che già aveva un signor capitano come Pavarin, che già voi conoscete. Doveva venire conoscono. qua. Ma verrà, ce l'ha Verrà. promesso, Ecco, vedrai che verrà, che sicuramente è di insegnamento e di faro di riferimento per quelli che sono i ragazzi dietro. E pensa che è iniziato lui, si può dire, un anno fa. Sì, è stato nostro ospite, diciamo, a battesimo della Tilimen come nostro ospite d'onore, tra l'altro che organizziamo questo evento, diciamo, importante. Quanto bel bene hai fatto, cara Ilenia, perché ricordi che Pavarin era una ciofeca. Poveretto, no? Vabbè, ma le prime apparizioni del ciclocross sembrava me nonno, era bello quando andava sul liscio, poi dopo progredendo sempre è andato Però meglio. è migliorato, Adesso in è effetti, veramente... se- Onesto vogliamo dire, perché da Ma noi si è questo sì. presentato dicendo io vengo dalla strada e ho scoperto che Che fare mi la piace. mountain bike ho dovuto imparare ad andare in È bicicletta. un grande, Pavarin è un grande. Cristian, posso farti una domanda? Tu sei il direttore sportivo di questa società, però adesso non me ne vogliano gli amici del mountain bike, per favore, però mi pare che il mountain bike sia simile un po' al ciclocross, dico simile, ma sia completamente diverso a livello culturale dai ciclocrossista. Io penso che il ciclocrossista sia più vicino alla strada o perlomeno alle corse di un tempo, ecco, ci fanno fare un revival. Si parte sempre dal presupposto che il pedalare è un'arte Certo. e poi tutte le discipline del ciclismo sono simili ma diverse, per cui tutte le discipline insegnano ai giovani, come abbiamo noi qua nella nostra società, quest'anno qualcosa, noi siamo sì direttori sportivi, io in prima persona, però siamo dei semplici educatori. Noi, il nostro ruolo nella società, che sia sportiva o di ogni giorno, deve essere questo principalmente, educatori, e insegnare ai giovani quello che qualcuno a noi prima ci aveva insegnato e trasmettere a loro tutto. Ma a te piace più il mountain bike o il ciclocross? A me piace tutto purché sia il gesto pedalato, perché il ciclismo sappiamo tutti che è spettacolo, poi che sia Sanremo, che sia Roubaix, che sia ciclocross, mountain bike, pista o qualsiasi altra cosa, BMX, tutto è L'ultima domanda, poi dopo ti lascio un po' in pace, è che nel ciclocross i biker usano spesso le biciclette, facendo delle pessime figure perché pesano 18 kg in confronto a quelle normali, diciamo così. È impossibile che una bicicletta a cross possa andare bene per il mountain bike. Stride un po' questa cosa. Sì, Mi incuriosisce. Ma incuriosisce, sì, chiaramente. Poi io anche da praticante così, diciamo, in maniera secondaria, dopo il mio passato agonistico, insomma, sono ben felice di vedere anche loro, diciamo, salire sulle biciclette e provare le gioie e i dolori che ho provato magari io. Beh, le casacche mi piacciono, ma non per nulla. C'è un marchio che a me piace moltissimo, lo dico qua, c'è l'SMP, perché Maurizio è un grande nostro ammiratore, noi ammiriamo lui, ci vogliamo bene, quindi mi fa molto piacere vedere queste... Ecco, lo sponsor è importante, se non crede lo sponsor, ragazzi. No, tutti gli amici sponsor che ci sostengono, non solo la famiglia Schiavon con l'SMP, qua ci sarebbe tutta una sfilza di amici. Ma noi li inquadriamo tutti, perché tutti hanno il loro pregio e Capperi. Sì, chiaramente tutti Capperi. Tutti sono importanti, perché senza di loro si sa, al giorno d'oggi nel ciclismo non si vive. Dovremmo soltanto capire che questi qua sono dei benemeriti. Io ho 2 righe di teoria, ce le ho, poi dopo le esporrò domani, quando la Ilenia si metterà su questa sedia e mi farà fare Le domande. l'intervistato. Ecco, mi piacerebbe tanto. Va bene, lo faremo la prossima puntata. Va bene, se vuoi. va bene. Allora, passiamo invece, scusami per cavalleria, ma io alla Erika devo fargli una domanda. Tu sono 6 mesi che fai? Mountain bike, 6 mesi. Come mai, cioè, scusami, adesso non diciamo la tua età, non sei di primo pelo, voglio dire, insomma, hai la tua età, insomma. Esatto, 24 anni. Ah, beh, l'hai E a detto tu. 24 anni si scoprono tante cose. tra Allora,
io penso, se uno a 24 anni fa la mountain bike è perché ha trovato il moroso, penso, no? Che faceva bicicletta e dice, vieni a fare, ti piace, e allora insomma, e fai il ciclismo, invece? E invece è il contrario. Cioè? Trovata la bicicletta, ho lasciato il moroso. Fateci un applauso, vai. Come fate? Potere alle donne, Argesi, Sì, ho potere alle donne. Ho capito io, ma perché se puoi dirci così, accennarmi perché? Principalmente per mio fratello, perché mio fratello è 6 anni che corre mountain bike, infatti è uno dei primi ragazzini giovanissimo che ha iniziato a correre in bicicletta. Che si chiama? Alan Vendrame. E va forte, mi piace vederlo scendere in discesa, veramente bravo. E quindi ho visto lui, mi piaceva lo sport, ho provato prima la pedalata, il giretto così per la campagna e poi tramite Giuseppe Posso Rossi. aggiungere io una cosa? Poi tu puoi dirmi, no Nicola, sbagli oppure, ma c'è un'intuizione. Forse tu hai lasciato il moroso perché nel ciclismo hai trovato della gente che è un po' diversa, fortunatamente dal resto della società, diciamo così, intellettuale, o la società quella del sabato e della domenica. Nel ciclismo forse ti sei relazionato con delle persone più vere. Esatto. È vero? Esatto, sì, è So tutta una- psicologo, io ci posso fare niente. è vero. Lascio la parola a te perché adesso mi commuovo da solo, è vero. No, beh, hai ragione, poi il leitmotiv di tutto l'inverno, ovvero la differenza, no? Quanto Fra chi ci fa- manca. fra chi fa sport e chi non lo fa, insomma, ecco, quindi questo sicuramente. Presidente. Presentiamo questa team event, visto che ce l'abbiamo qua, no? Esatto, se ce la presenti ci faresti anche un piacere. Date, location, Tutto, eccetera. vogliamo sapere tutto. Spilimbergo, provincia di Pordenone. Dove dite mandi? Come possiamo dire? Dove è nato Mandi Mandi, dove ha avuto i suoi onori e il suo inizio Mandi Mandi e ci ha fatto conoscere in giro per l'Italia. Bisogna dar atto, non è friulano, non è di Spilimbergo, però ha aiutato. No, Spilimbergo è una bellissima cittadina, Certo. medievale, la scuola del mosaico è famosa in tutto il mondo, la scuola dei mosaicisti spilimberghesi. Oltre a questo siamo in una zona veramente che ha tutta da scoprire, ancora piena di natura ancora incontaminata, posti che ancora non sono stati frequentati. Ed è nato questo progetto 6 anni fa da un vecchio pallino di un pazzoide che è qui, insieme a altre 3 persone che ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto facciamo qualcosa di diverso. Tu che nella vita influisce di noi. cosa ti occupi? Io produco abbigliamento tecnico sportivo per il mondo del ciclismo. Non sono un ciclista, non sono mai stato un ciclista, però è un mondo che mi ha sempre affascinato e ci sono cascato dentro a 360 gradi. È vero, quello che hai detto prima Era è un un mondo dolce Giacinto, particolare, sì. è un mondo dove c'è ancora un senso dell'amicizia, c'è un senso dello sport, nonostante si possa dire quello che si vuole, Certo. però è un bellissimo mondo che bisogna frequentarlo per rendersi conto effettivamente Certo. com'è. Niente, torniamo alla Tiliment, è nata così, è nata per fare un qualcosa di diverso, abbiamo creato questa marathon che è fra le poche in Italia con queste caratteristiche, perché ha le 5 caratteristiche principali della mountain bike, di questo meraviglioso sport. È inserito in un contesto particolare perché sono 104 km in un unico giro, abbinati a una 52 km che si tocca solo insieme alla marathon vera, e uno 25 km abbinata a queste 2 gare che dà la possibilità praticamente dal grande tecnico, dal grande specialista, al semplice amatore oppure alla semplice famiglia di venire a correre, a provare la mountain bike a Spilimbergo. Coinvolge 8 comuni della Pedemontana, perciò andiamo a prendere tutto quello che è la fascia pedemontana pordenonese, che speriamo che il futuro possa essere quello del turismo. Questa gara è fatta per quello. Coinvolgiamo appunto 8 comuni con 480 persone volontari che lavorano, devo dire, lo dico ad alta voce, gratis. Gratis perché piace il territorio, piace il progetto. Cos'altro dire? Mi emoziono perché è un percorso di facciamo un 180 applauso. km. Guarda, io dico quando è gratis, ma hai fatto con passione, il ritorno è esattamente come i soldi. Perché adesso non è retorica questa, ne parli con uno che insomma... Ecco, ci tenevo a dire questo, perché un grazie certo. particolare per tutti questi volontari è che la regione, la provincia, il comune ci aiuta in quello che può, ma devo ringraziare in particolar modo gli sponsor privati e quelle associazioni che veramente danno per
quello che possono, ma ci danno quel poco per poter fare questa gara. È una gara che è fatta esclusivamente per far correre e conoscere il territorio, per far correre gli atleti. Non mi vergogno a dire, mi vanto, perché non è una gara fatta a scopo di lucro, non è una scopo assolutamente... Ma anche se fosse, ed ce ne è, frega niente. no, ma lo L'importante voglio è dire fare. perché ci tengo per queste persone che veramente ci mettono l'anima e lavorano, diciamo, per 10 mesi all'anno per questo evento. E poi, cosa dire? La data, abbiamo, la diciamo. abbiamo il futuro che sono i ragazzi. La data 12-13 aprile, sesta marathon, Tiliman Marathon Bike, prima gara, prima marathon dedicata a Pericles Ilias, ex campione del mondo marathon 2012, campionato italiano, quarto campionato italiano paralimpico, ci tengo a dire. Ci abbiamo creduto il primo anno, 4 anni fa. Io posso far spezzare una lancia a favore della RAI. Abbiamo visto i campionati olimpici invernali, tutti a pagamento sulle pay per view, perché chiaramente Sky ha fagocitato tutto. Quando è stato il momento, con 5 megaschermi, quando è stato il momento di Paralimpiadi, se non c'era la RAI non avremmo visto nulla. Quindi veramente, almeno una volta, noi ci scagliamo contro spesso e volentieri, ma quando qualcosa funziona bisogna anche pure ammetterlo, grazie alla RAI, mamma RAI che ha messo a disposizione. No, è vero. È vero, quindi veramente è un piacere anche per dire, insomma, hanno fatto quello che altri lo fanno per il denaro, tanto per dire che in qualche maniera in queste condizioni mutualizzano e riescono a dare visibilità come lo state facendo voi. Ecco, quarto italiano appunto campionato paralimpico, arrivano un po' atleti da tutta Italia, perciò anche questo sta crescendo, i numeri anche, possiamo dirlo, campionato italiano giornalisti quest'anno a Spilimbergo. Ecco, una cosa che vorrei dire, quest'anno abbiamo modificato un po' quello che è la classica gara della domenica, abbiamo fatto una giornata del sabato, il pomeriggio, con appunto il campionato italiano, paralimpico, il campionato e giornata giornalisti, è una gara dedicata ai settori giovanili, esordienti e allievi, che per un'idea nata anche, devo dire, anche con Roberto, per far conoscere a questi ragazzi giovani la possibilità di correre, rendersi conto che in uno sport di fatica c'è gente con delle disabilità che fanno lo stesso loro sport e correranno assieme nello stesso percorso, nello stesso circuito. Esordienti allievi, perciò vi aspettiamo. Certo, Speriamo ma che noi vi aspettiamo anche per commentarla, tanto in media, Perciò questo, la domenica alle 9 del mattino la partenza della 104 con 2400 metri di dislivello, da 52 km, nell'intermezzo ci sarà una cicloturistica, chiamiamola aperta a tutti, da 25 km per le famiglie, per gli accompagnatori, per chiunque vuol partecipare, e alle 10 la partenza della 52 km con 1300 metri di dislivello. Ecco, una cosa da precisare, quest'anno Marathon Tour, MTB per la 104 km, prima tappa delle 6 tappe nazionali della Federazione Ciclistica Italiana. Bene, detto questo, mi pare che poi dopo ci sia qualcosa per il pubblico, gazebi, Sì, Bike Festival dal sabato, venerdì sera novità, tipicamente spilimberghese e friulano. Perciò una serata dedicata con dei gruppi musicali della zona che suoneranno... No, quelli che si battono, sono no, che suoneranno, si berrà birra friulana, non birra austriaca, mi par giusto. Birra friulana e enogastronomia per il venerdì sera. Va bene, prima di andare con Roberto, Bertolo, io manderei la sintesi, se non ti dispiace, della gara di Tragnago. Sì, esatto, abbiamo appunto 2 belle clip, una da Filmotion della gara nazionale di Tragnago Cross Country di sabato scorso e l'altra, grazie ad Alcamedia, continua la nostra collaborazione con Alcamedia, della Gran Fondo Tre Valli, quindi la gara della domenica. Via la clip, sempre mountain bike.
Signore e signori, Chiara Teocchi vince. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica con tecnologia filoscopica per accensione. L'Autofficina Sandri si avvale di tecnici altamente specializzati e attrezzatura all'avanguardia che consentono servizi per il mantenimento dei perfetti protocolli di sicurezza del tuo autoveicolo. Esperienze e affidabilità. Autofficina Sandri, il tuo veicolo in buone mani. L'autofficina Sandri la trovi in via Nazionale 120 a Belvedere di Tezzi sul Brenta e anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Girardi. Good morning, I'm Björn Lökemas, I'm Il meteo inclemente non ha scoraggiato gli oltre 1800 bikers al via dell'edizione 2014 della Gran Fondo Tre Valli, seconda tappa della Serenissima Coppa Veneto Zero Wind. 42 km e 1290 metri di dislivello, resi ancora più impegnativi dal fango e da una pioggia costante a tratti molto intensa. Tra i big al via da subito è Daniele Mensi del team Scott ad imporre il proprio ritmo allungando già nella prima salita. Ad inseguirlo un sestetto composto da Marzio Deò, Fabian Rabesteiner, Ivan De Gasperi, Vito Buono, con Luca Ronchi e Michele Casagrande vittime di problemi meccanici. Le posizioni non cambiano per tutta la gara, con Deò che nel finale recupera portandosi a pochi secondi da Mensi, mentre Fabian Rabesteiner allunga sugli inseguitori per la terza posizione.
Alla fine Daniele Mensi va a vincere in 1 ora 44 minuti 59 secondi, staccando la sorpresa di giornata Marzio Deò del team Olimpia di soli 12 secondi. Terzo gradino del podio per l'alto altesino Rabesteiner. Nella gara femminile vittoria per Serena Calvetti del team Corratec Kate in 2 ore 11 minuti e 59 secondi, mentre in seconda posizione ha concluso Mara Fumagalli del team KTM Protec, che nel finale ha approfittato del calo fisico di Lisa Rabesteiner, giunta comunque terza. Ben rientrati in studio, amici sportivi. Caro Roberto, da collega, no, io collega niente, io sono un po' ciarlatano. Assolutamente no. Stai attento, si parla di sicurezza. Beh, intanto mi pare che 104 km, sicurezza qua ci avete da fare un bel buccio. Su 104 km la sicurezza qua è molto impegnativa, però tutti i volontari che ha detto prima il Presidente Rossi hanno fatto un bellissimo lavoro quest'inverno durante tutte le prove, controprove, pulendo i sentieri, tenendoli puliti. Anche già la stessa mattina c'è qualcuno che torna a ripassare, a controllare. Poi gli amici di CB Maniago garantiranno la sicurezza. Il collegamento radio con ben 23 punti, collegati tutti con una stazione radio giusto alle spalle del palco, quindi avremo in tempo reale, non avremo magari le immagini, però in tempo reale c'è il collegamento per quello che avviene durante la gara. Poi dislocati numerosi punti sanitari, ma quello che è più importante è che ormai questo è il terzo anno che la Tilimente avvia questo, che una volta era un esperimento ma ormai è diventata una consuetudine. La gara è cardioassistita, perché nelle gare su strada è tra virgolette facile, c'è l'ambulanza, in caso di problemi cardiaci c'è il defibrillatore, ma in una gara come questa, 104 km, non c'è l'ambulanza dietro. Però ci sono dei volontari con il defibrillatore sulle spalle, che è questo bellissimo strumento che fa tanta paura a dirlo, ma ad usarlo è abbastanza semplice. Certo. E segue gli atleti sul percorso. C'è da dire una cosa, l'anno scorso ci sono state solamente 7 cadute su più di 1000 concorrenti. Ora, si sa che la caduta è quella che fa più rumore, più impressione, sai, sangue e quant'altro. I giornali il giorno dopo hanno parlato solo di queste 7 cadute, ma 7 cadute su 1000 concorrenti, veramente allora se guardiamo una partita di calcio dovrebbero soltanto parlare delle cadute dei giocatori. Quindi il livello sicurezza ma di non questa mi gara dire che siamo così stupidi. Purtroppo qualche giornalista, pianeta, qualcuno si diverte insomma a dar più invece il lato bello, divertente e sportivo della manifestazione. Stai attento Roberto, parliamo invece di sicurezza nelle strade, perché qua capisco che poi dopo quelli che vanno a fare il mountain bike sono come i ciclocrossisti, hanno una marcia in più, hanno 2 belle pedivelle, insomma sanno stare in equilibrio, perché non ce la meniamo. Sì. Chi fa ciclocross, chi fa mountain bike, è un po' di pista, secondo me sa andare in bicicletta meglio di quello che va soltanto su strada, scusatemi. No, è così, confermo. Vabbè, non intendendomene nulla. E siccome nel mio piccolo io non so nulla di organizzazione di gare, però mi viene in mente che ci sono ancora dei problemi. Non so le corde, non so se ci sono ancora le corde, non so se una gara hanno le 2 ambulanze, vabbè che ce ne andrebbe, basterebbe una, non lo so se funziona sempre tutto alla perfezione, non lo so gli incroci come... Cioè, però credo, così a butto là, che dobbiamo ancora fare passi da giganti. Sì, allora a livello sicurezza su strada abbiamo iniziato un bel percorso, che è un bel percorso che stiamo affrontando, la strada è ancora lunghissima, attenzione, prendiamo per grado, tu parlavi delle corde, no le corde assolutamente scordatevele, quando io dico ai ragazzi arrivate su un percorso di gara, vedete le corve, fatevi dei grossi punti di domanda, com'è l'organizzazione? No, 2 punti di domanda, andate a casa e noi non partecipiamo. Questo era sottointeso, però io non posso dirlo. No, come lo dico io? Va dei nostri figli, non corretto. Corrono i nostri figli, cioè la transenatura è una cosa sacrosanta, sì. Cioè parliamo dai 70 ai 100 metri prima ai 30 ai 50 metri dopo a seconda della categoria, ma deve essere una cosa sacrosanta, non si può, molte volte io ho visto delle competizioni in cui danno dei premi grandi così, e risparmiano su quello che è la sicurezza, perché sembra che sia la sicurezza quello che costa una gara. Però è bravo questo ragazzo qua, fategli un applauso, va, la fate. Bravo, tanto, buonissimo. No, mi è stato anche detto... Sei come la rucola tu, Sì, sei anche molto peggio forse. Ma io ho detto, ma da un premio grande così ad uno così c'è la differenza di 10 euro, ecco, fai 10 per 10, 100, ti viene fuori il medico. La seconda ambulanza, io parlo della mia regione, il Friuli, negli ultimi anni sono di dai, come perché sono un friulano caparbi e duro, il 90% delle gare è la seconda ambulanza.
perché capisce che non è più un vezzo, non è più faccio solo il figo alla seconda volata, è una necessità, perché quando c'è la caduta il medico, per tanto bravo che sia, non può capire cosa ha il ragazzo, preferisce prendere e portarlo in ospedale. E a quel punto cosa facciamo? Continuiamo la gara senza l'ambulanza? Assolutamente no. Succede. Allora, lì il direttore di corsa deve comunque valutare a che punto succede. Succede negli ultimi 3 km, va bene, anch'io mi prendo No, ma succede. Però se succede prima, e io sono stato uno dei primi a fermare, io mi ricordo la prima volta che ho fermato una gara, perché al secondo giro degli esordienti, quindi 13-14 anni, ragazzini, alla prima gara, ho fermato la gara perché è andata via l'ambulanza. Ce ne fosse stato una persona, che è venuto a dirmi bravo, non dico bravo, a dirmi hai pensato alla sicurezza dei ragazzi? No. So io cosa hanno detto. Di tutto e di più. Ma chi sei quello? Sì, come vai a fermarlo, non serviva. Credi di essere. Lo so. Guarda che non ho esperienza, ma lo so. Esatto. Altro passo molto importante che abbiamo fatto, la formazione delle moto. Le scorte, famosissime scorte tecniche, sono motociclisti abilitati dalla polizia stradale. La scorta tecnica è come un motociclista della polizia stradale. Se ti dice alt, ti devi fermare, li riconosci, facilissimo. Scritto in grande scorta tecnica, c'è un bandierone 80x60 arancione, non li puoi confondere. Oltre a questi abbiamo il personale agli incroci, gli ASA, anche questi scorta tecnica in grande. Però la gente si lamenta, ma tutte queste costrizioni, queste regole fanno sì che le gare costano molto e quindi... Sì, ma parliamo della vita dei ragazzi. Ma guarda che... Cioè, non stiamo... Faccio l'avvocato del diavolo. Sì, lo so, ma questo io rispondo all'avvocato. Stiamo giocando col fattore umano. Io dico sempre, corriamo sulla strada, non giochiamo, mi perdoni la categoria, non giochiamo a scacchi dove che tu da più posso cadere dalla sedia. Cioè, posso fare una piccola chiosa? Certo. Io manderei, non posso dire le parolacce perché l'ho promesso alla Legna, adesso che non si deve arrabbiare, ma manderei come si può dire, io direi, non mi viene, vedi, qualche volta la parolaccia è ma non giusta. ci va, no, perché ci sono i bambini che ci guardano. È giusta. Allora, se io organizzo una gara di calcio, ci saranno 5.000 campi di calcio in Italia. Quando vanno i giocatori c'è già il rettangolo di gioco già disegnato, si mettono là, 2 tiri, colpo di testa, colpo di tacco, fan così. Esatto. Me la sono risparmiata. Organizzare una gara di ciclismo vuol dire costruire ogni volta un campo. Assolutamente. Quindi i costi sì saranno elevati, però vogliamo mettere che il ritorno che dà il ciclismo a questi grandi tromboni e soloni, perché se io vado a vedere una gara di calcio degli esordienti allievi, mi piace, trovi veramente 20 persone. Sì. Le gare di ciclismo, anche se io le metto in televisione, che sono degli esordienti o degli allievi, fanno un audience da paura. Poi c'è da considerare una cosa. Dobbiamo anche cominciare a dire, vendiamo il nostro prodotto. Esatto, è uno sport dove tu il campione lo puoi toccare, lo vedi, cioè gli sei vicino. Nel calcio ti sputano in faccia. faccia. Assolutamente, c'è tutta una cornice all'intorno. Però dobbiamo avere anche rispetto. Quello che non capiamo qua in Italia, purtroppo, è che lo sport del ciclismo è una festa. Cioè, uno che arriva anche in macchina la domenica, che si trova la gara ciclistica, male che vada, sono 15 minuti. I 15 minuti non ti cambiano. Ma neanche, perché il esatto, regolamento perché sono solitamente 4, teniamo 5 conto minuti, esatto. dai. È possibile che quando mi è capitato di andare all'estero a vedere gare, io parliamo della Francia, della Svizzera, là è una festa. Là c'è gente che non sa nemmeno cos'è una bicicletta, ma va fuori da applaudire. Abbiamo perso il senso dell'uomo. Esatto, abbiamo perso il senso di quello che è lo sport, perché dobbiamo educare. Io quando vedo i bambini, soprattutto i giovanissimi, che vado a vedere le gare, che ne organizzo diverse, raccomando sempre ai bambini, dovete divertirvi, deve piacervi la bicicletta, perché è un divertimento. Non dovete pensarla come un campione. Erika, è per quello che ti sei messa a fare biciclette? Esatto. Cioè bicicletta a fare ciclismo? Esatto, sì, è divertente. Con Lima tutto, vero? Esatto. Ilenia, mi presenti questi 3 ragazzi? Sì, uno, Michele Marescutti, ha fatto anche il ciclocross, ha avuto anche dei bei risultati perché è arrivato bene, ad esempio a Lucinico, insomma quando c'era il fango andava abbastanza forte. Sì. Sì. Ti piaceva? Sì, mi piaceva. Ma non rifarai il ciclocross? No, non so, forse sì, penso di sì. Sì, dai. Sì. No, ha guardato il DS. No, ma lo farei sicuramente. Ha guardato il DS. Forse tutti come lui, guarda, non l'ho detto. Faremo tutti il ciclocross. Faremo, ognuno si divertirebbe. Comunque, sì, mi piace. Ecco, che fascia, cioè che categoria? Quest'anno junior sono, il prossimo anno sarò under 23. Hai detto cos'è la Sicilia? Quest'anno junior sono. Dimmi, l'altro ragazzo. Stefano. Sì, anch'io sono junior, primo anno. Strada niente? No, non mi piace strada perché è monotono. Mentre scendere giù
Sì, dell'adrenalina, è come... È diverso. Siete un po'... A voi piace forse di più il motociclismo che le gare su strada, perché siete tipo Valentino Rossi? Neanche no. No? No. Piace un cacchio proprio, niente. No, vabbè, l'altro ragazzo. Lui invece fa anche sci alpinismo, va con la moto, lui sì, è un po' misto. Sì, io Davide Nardei. sono il secondo anno Under 23, è già 10 anni che corro in bici, sì, corro in mountain bike, ho fatto anche qualche gara su strada. Marco Aurelio Fontana è il tuo guru forse, è un po' il punto di riferimento? Ma io diciamo che seguo un po' il percorso che ha fatto Mirko Tabacchi, che abita vicino a casa mia. Ma che bravo ragazzo! E tra l'altro noi abbiamo iniziato nella stessa società e quindi io spero di fare qualcosa di buono come ha fatto lui, insomma. Ma sicuramente lo fai. Ti piace le motociclette a te? Sì, avevo la moto da cross. Beh, ma Valentino Rossi è secondo, mica male quest'anno, moto sì. mondiale. Insomma, Bello. sembra che so pirla, ma io le cose... Bello, poi tra l'altro chiudiamo una parentesi perché tanto parliamo sempre di sport. A me è piaciuto moltissimo che Cero ha dato la possibilità, nonostante appunto sia su Sky, certo. di vedere almeno la prima prova, e ne vedremo anche delle altre. Non me ne voglia Guido Meda, però Loris Capirossi è un'altra roba. Dai, un grande. Sì, a me è piaciuto tantissimo. Però Meda ha inventato un po' il linguaggio. Di robe, però ieri spiegava... Però Meda ha iniziato un linguaggio diverso rispetto... È un linguaggio molto più tecnico, certo. bello. Ma Meda ha iniziato tanti anni fa e ha un po' rivoluzionato quello che era il linguaggio del motomondiale. Bene, detto questo, se non si offende anche Meda che so che ci segue. Bravo Meda, bravissimo. Cosa mettiamo in onda? Abbiamo i giovanissimi. No, io direi di mandare la clip del dottor Angelo Mazzucato. Il ciuffo! Dottor Angelo Mazzucato, speciale integrazione, via con la clip. Sei uno di noi. Oggi continuiamo a parlare di prodotti energetici. Parliamo di Carbo Sprint Extreme, un nuovo gellino di ProAction formulato con maltodestarine isomaltolosio e caffeina taurina. Un prodotto nuovo un po' particolare per chi ci conosce da tempo. Carbo Sprint Extreme è dedicato a tutti quegli sportivi che fanno una performance in situazioni particolarmente estreme, appunto. Il tempo, il freddo o il troppo caldo o l'alimentazione, quindi quelle situazioni che portano lo sportivo ad avere energia senza dubbio, ma anche ad avere bisogno di qualcosa di più energizzante, quindi energia dai carboidrati e una forma energizzata da caffeina e taurina, più tonicità, più vigore, più resistenza. Quando si usa prima e durante, un gelino prima e un gelino durante almeno dopo un'ora. In 4 comodi gusti pratici, limone, arancia, melone nuovo e cola, adatto sia ai ciclisti, ai podisti, tennisti o a tutti gli sportivi di endurance. Grazie. Ben entrati in studio, amici sportivi. Insomma, il dottor Angelo, a me piace da morire, ma sai quanta gente che ci manda delle email, che vuole conoscerlo? Ma lui buca lo schermo più di me. È già occupato, dottor Angelo. No, lui buca. Guarda, poi tra l'altro con la nuova grafica che gli abbiamo messo, sembra un divo di Hollywood. È un divo di Hollywood, speriamo che ci venga a trovare una volta a parlare con tra amici. Verrà. Allora, cara Elenia, io volevo soltanto dire che domenica tu sarai inviata dove? A Vidor, con Alessandro Bigliani e Fiorito. Io sarò a Rossano Veneto, perché sì, a Rossano Veneto, lì ricorre il Memorial, lì è la famiglia, e quindi quando è la famiglia che organizza, insieme chiaramente al Veloce Club Bassano 1892 ci va un supporto tecnico, ma quando è la famiglia che vuole ricordare un compianto, allora io vado volentieri, vado un po' meno volentieri, anzi non ci vado proprio, quando sono gli estranei che vogliono sempre a tutti i costi rinverdire o ricordare. Io ho una mia teoria che ricordo, mi piace farmelo tra me e me o con una messa, ma mi sembra quasi una cosa, vabbè, è un discorso del tutto mio. Quindi io sarò a Rossano, e tu sarai, quindi settimana prossima. Facciamo mountain bike e strada anche la settimana prossima. Posso Sperando fare... che arrivi anche la clip dell'italiano di Duathlon, così proprio facciamo... Possiamo fare una domanda a Giuseppe Rossi, che dovrebbe fare quasi una promessa.
So che a Spilimbergo voi avete una situazione importante, bella, avete un campo d'atletica leggera, poi avete anche un centro che ben potrebbe ospitare una gara di ciclocross. A me piacerebbe venirvi a visitare con il trofeo Triveneto e secondo me voi fareste un gran figurone e senza spendere neanche tanti soldini. Ma è un pensiero che non è di quest'anno, è già qualche anno che ci stiamo un po' pensando, abbiamo valutato. Potete farlo a gennaio del 2015. No, è troppo avanti. Allora facciamo prima. No, potrebbe essere un'idea e non è da escludere che questa prova la potremmo fare già Cosa quest'anno. dici, Cristian? Siamo ben propensi. Sarebbe bello là, un bel posto. Hanno tutto lì, hanno veramente una struttura, cioè io l'ho vista, c'è la piscina, hanno la pistina da mountain bike, hanno la pista Fare da una bike. 2 giorni sarebbe, il Bellissimo. giorno prima uno visita il paese, va anche a spendere 2 soldini per i centri che ci sono, sarebbe anche un modo per poter considerare quello che si diceva prima, cioè il ciclismo porta Sicuramente turismo. il ciclismo è uno degli sport più promozionali a livello turistico, questo non c'è dubbio, a differenza degli sport, scusatemi, io vengo dagli sport di squadra, perciò Certo. parlo per anche ragion veduta, non è un mordi e fuggi, ma il ciclismo sicuramente invita e porta la gente a fermarsi anche Se la tu lo giornata. fai noi ti caldeggeremo. E invece, Grazie. caro Roberto, allora tu con la televisione non mi dire che hai chiuso. No, Sarebbe sono- ancora bello riaprire Sì, quella, certamente. perché era seguita nel Friuli se non sbaglio. la Era una trasmissione. piccola finestra che avevamo ideato io e il mio presidente Bruno Battistella, presidente regionale del Friuli Venezia Giulia. Un grande Battistella, io ho in mente lui, lo ricordo caramente negli anni 90, quando io ero a capo, è vero, del Giro d'Italia delle piste, lavorando in Rai, allora facevo sbocco. Abbiamo fatto 4 anni meravigliosi in tutti i velodromi d'Italia e Pordenone era uno di quelli. Sì, noi avevamo ideato questa piccola finestra sullo sport del Friuli Venezia Giulia, sul ciclismo, per dare la possibilità soprattutto ai bambini e ai ragazzini di potersi rivedere, poter vedere quello che facevano. E perché non ci riprendete Ma di nuovo? potremo, la voglia di rifarlo è ancora tanta, ci sono purtroppo questi periodi un po' di... E vabbè, però io credo Sì. che uno sponsor debba, siccome non si tratta di pagare miliardi, ragazzi, il ciclismo veramente in questo insegna. Per me è un peccato perdere delle risorse. È un perché... peccato anche per me, per la mia regione, sì, perché siamo rimasti un po' orfani di quella che era questa piccola finestra, fatta magari in modo Insomma, un po' artigianale. noi in però, Friuli insomma, ci se- vedono e chissà che non si commuovono, perché essere nel territorio credo che sia di un'importanza veramente strategica. Lo dico perché noi abbiamo iniziato tantissimi anni fa e non avevamo le velleità, sì, io ho sempre avuto in mente Sky per andare in tutta Italia, però era bello quando ho iniziato che si parlava veramente tout court con la gente locale. Assolutamente, sì, era quella la parte giornalistica proprio di tutto questo lavoro qua, era E anche la parte poetica. più bella, esatto, quando ti trovi con le persone a parlare, non solo al momento sai com'è, ti dicono ma cosa mi chiedi, cosa facciamo, no, parliamo proprio una chiacchierata da bar, alla fine vanno via contenti per quello che hai parlato, vero. che no, e quello mi ha sempre dato moltissima soddisfazione. Insomma, noi Infatti, ti auguriamo di andare avanti, non te ne ringrazio. demordere perché comunque No, le beh, realtà quello ci sono. assolutamente. Capalbio Sarebbe bello come sono- rivedervi, insomma, anche perché il Friuli lo meriterebbe sicuramente. Grazie. Una grande terra. Cara Ilenia, io ti lascerei a te e libero il microfono, siamo proprio in chiusura. Beh, siamo in chiusura, insomma, io però volevo anche lanciarti una piccola lancia perché Basta che non mi fai- dove? No, non ti E prendo città il la cuore. Andiamo anche a lanciare l'appuntamento del lunedì con un bianco nero, stai facendo una cosa bellissima sulla Costituzione italiana, quindi questa è una trasmissione che fa anche della cultura. Quindi guardate il lunedì alle 20, giusto Nicola, sempre Canale Italia 159 o bianco-nero, perché sono delle puntate bellissime sulla Costituzione italiana. È vero, guarda, mi fai commuovere. Io d'altronde, per come non si fa ad adorare una ragazza del genere? Io credo che la Costituzione sia propedeutica anche, anzi, soprattutto nel ciclismo. E chissà, l'avvocato Vittorio Bottoli verrà anche in questa trasmissione per poter parlare dei diritti dell'uomo, diritti fondamentali che riguardano tutti noi. E ancora a maggior ragione, voi non sapete quante cose ci sono nei codici della nostra Costituzione che riguarderebbero proprio il ciclismo. È una opera assolutamente suprema, un dolce crogiuolo. Dica dalla regista. I giovanissimi, certo, adesso mandiamo subito la clip, per cosa dice mia moglie, che dolce ragazza. Siamo stati mi pare, in quel di Castelfranco, lì vicino, insomma, era Sant'Andrea di Salvarosa, con il Cycle Team Fly
Wells. L'ho detto bene? L'hai letto 30 volte e l'hai detto giusto. Allora Via andiamo a la- vedere la clip di queste meravigliose ragazze che hanno fatto veramente un miracolo. Patronato di Sant'Andrea di Salvarosa, Castelfranco Veneto, Treviso, quindi presentazione di chi? Della Cycle Team Fly Wells, una bella società fatta di ragazzini dai G1 ai G5, dove la presidentessa è un'ex atleta, Claudia Fabian, insieme a Simone Canova, unico maschietto vicepresidente, e la direttrice sportiva Veronica Dalla Fontana, la quale ha così coronato il suo sogno di poter realizzare una squadra, e guardate che squadra, con tutte le loro attrezzature, le loro belle biciclette, le loro belle casacche, e insomma una inaugurazione all'insegna della familiarità. I familiari sono gli autentici protagonisti grazie ai bambini, i bambini che li vedremo pedalare quest'anno nelle varie organizzazioni, e quindi i genitori diventano in questo momento anche dirigenti della società, quindi un'alchimia che funzionerà sempre, perché la prima società politica è proprio la famiglia, e dalla famiglia che si può poi dopo esprimere quello che è la vocazione della società intesa proprio come civis, come civiltà. E loro, questa bella squadra del Cycle Team appunto Flyway, ha saputo veramente realizzare non soltanto il sogno, ma proprio la precisa vocazione di una società ciclistica che vuole muovere i primi passi grazie a questi bambini in una società sportiva, per creare poi dopo degli autentici uomini. Adesso sentiremo le interviste di Claudia Fabian, Simone Canova e Veronica Dalla Fontana, anche perché sono loro i fautori, sono loro che hanno creduto fin dall'inizio in questa bella novella, e noi sicuramente da questi microfoni non possiamo far altro che augurargli un in bocca al lupo, che sia un'annata prodigiosa ma soprattutto ricca di soddisfazioni. Ma la cosa più importante è che le famiglie, come in questo caso nella presentazione nella parrocchia proprio di Sant'Andrea, hanno saputo dimostrare. Un in bocca al lupo alla società, diciamo forse più giovane ma sicuramente più talentuosa, il Cycle Team Fly Wells. E adesso, dopo la torta e le candeline, le interviste ai protagonisti. Ancora auguri dai microfoni di Scratch. Simone, vicepresidente, la squadra più giovane d'Italia, ma soprattutto governata dalle donne, non ti senti un po' in imbarazzo? No, sicuramente sapranno fare il fatto loro. Sei in minoranza? Sì, beh, ma non è un problema per questo. Basta la passione. Veronica Dalla Fontana, insomma ci cominciamo da una vita. Hai realizzato il tuo sogno? Sì, finalmente il mio sogno è realizzato. Sono veramente contenta perché al giorno d'oggi trovare sponsor, riuscire a mettere su una squadra così di punto in bianco è difficilissimo. Quindi sono veramente contenta dell'impresa. E quanti bambini avete? Abbiamo 6 bambini, 2 femminucce e gli altri maschietti, un po' sparsi nelle varie categorie. Ci conoscono già perché erano in squadra con noi già dall'anno scorso nell'altra squadra che allenavamo. Presidente, allora parliamo col presidente. Sai che avere 6 bambini vuol dire togliere dei problemi, 6 famiglie, gli date dell'opportunità fuori dalla scuola di non fare cavolate in giro, di poter crescere. Insomma è un compito arduo, ma credo che sia un bel compito. Noi siamo molto fiere, infatti come ha detto Veronica siamo contentissime di questa impresa, perché per noi è stata un'impresa, abbiamo organizzato tutto in pochissimo tempo. E noi sappiamo benissimo che i bambini con noi si divertono un mondo, quindi è la cosa più importante, che è la cosa che ci fa felice entrambe. Abbiamo una squadretta piccola, però speriamo che in futuro cresca sempre di più. 6 componenti, sono dal G1 al G6? Allora sì, dal G1 al G5. Abbiamo un bambino G1, 2 bambini G2, e un bambino G3 e 2 bambine G5. Veronica, quale sarà l'imperativo per educare questi bambini? Perché capiamo che adesso vanno in bicicletta per puro spirito di divertimento. Quali saranno invece da parte tua i consigli per non essere troppo esuberanti, specie dei genitori? Ma è soprattutto l'affetto verso questi bimbi, vederli soprattutto come bambini e non come atleti, perché a quest'età sono soprattutto bambini. Devono capire che il ciclismo adesso è un gioco, si devono divertire, devono perdere tanto perché adesso vincere fa male, e quindi ma tanto affetto. Tu come perdente insomma sei già in minoranza, l'augurio lo fai alle tue belle ragazze? Beh, certamente auguro loro
che la squadra possa andare bene, che i bambini si possano divertire per tutto quest'anno. Spero che la squadra in un futuro si possa allargare, diciamo, che la nostra famiglia si possa allargare e un appello agli sponsor, non glielo fai? Venite. Ma certo, siete tutti accetti, se portate soldi ci fate solo un piacere, ecco. Bene, io ringrazio queste due brave ragazze, una presidente donna, incredibile, ma poi soprattutto dei bambini. Era in concomitanza con la presentazione di una squadra molto importante lì vicino, non dico il nome, era la Zalf. Noi abbiamo voluto andare proprio là. Non dico il nome. No, abbiamo voluto andare là perché insomma era un'armonia, sta famiglia I bambini grande, sono sempre con i i bambini. è una cosa meravigliosa. Vi aspetto qua in studio, ci troveremo sicuramente con tutte le mamme e i genitori, perché è quello che a me piace, aggregare, far casino, fare famiglia, no? Ecco. Anche perché ricordati, Argesi, che i bambini sono il nostro pubblico di domani. Beh, certo. Tu no, perché ormai sei vecchio, ma io sono giovane, quindi sarà il mio pubblico futuro, che mi adora. Bene. Dai la chiusura perché... Va bene, dai. Detto questo, lasciatemi questo momento di schizofrenia. Vi salutiamo, vediamo appuntamento lunedì, vi ricordo, alle 20 con O Bianco o Nero sulla Costituzione italiana. Ragazzi, guardate anche quelli che vanno alle superiori perché serve. Il giovedì invece appuntamento multisport, ormai non lo chiamiamo più ciclismo perché parliamo veramente ormai di tutto, abbiamo parlato anche del motomondiale oggi, ore 20, Canale Italia 159. E per me direi che ringraziamo gli ospiti. Si vede che sono tanto vecchio. Vedete un po' il correttore sotto, cattiva che sono. Credo di è stato offerta da Selle SMP.